Buonasera dalla redazione di Teleuropa Network e ben ritrovati a questa nuova edizione del nostro TG, ma partiamo dai titoli. Migliaia di persone a Paola per il quinto centenario della canonizzazione di San Francesco, evento ricordato anche da Papa Bergoglio questa mattina nel corso dell'udienza generale. 1° maggio sottotono in Calabria, una festa in una terra dove mancano lavoro e investimenti. Il Consiglio dei Ministri ha sciolto il Consiglio Comunale di Palizzi nel Reggino. Sarebbero emerse forme di ingerenza della criminalità organizzata, la gestione affidata ai commissari. Successo a Tropea per la prima edizione del Cipolla Party, evento dedicato alla Rossa di Calabria, tradizione, cultura, cucina con chef internazionali. Salvezza raggiunta matematicamente per il Cosenza che pareggiando al Marulla con il Venezia festeggia con i propri tifosi l'importante traguardo. Il Crotone invece batte all'uscita il Benevento ed è quasi salvo. Buonasera e ben ritrovati a questa nuova edizione in diretta del nostro telegiornale. Oggi 1° maggio, festa dei lavoratori. Apriamo con la festa di San Francesco di Paola perché ci sono 20.000 persone che hanno visitato in questi giorni il santuario di San Francesco da Paola, dove sono in corso proprio i festeggiamenti in onore del patrono calabrese. Quest'anno c'è maggiore attenzione oggi in maniera particolare perché in occasione proprio della ricorrenza dei 500 anni della canonizzazione, una data importante ricordata questa mattina anche da Papa Bergoglio nell'udienza generale. Un pellegrinaggio ininterrotto da questa mattina, in migliaia hanno voluto salutare il santo patrono della Calabria, il santo patrono della gente di mare, in un anniversario importante che è quello dei 500 anni dalla canonizzazione. 1519 la data della canonizzazione del taumaturgo calabrese, 2019 sono esattamente 500 anni. Per l'occasione sul piazzale c'è anche la possibilità di un annullo filatelico che è molto ricercato e poi ancora è finita da pochissimo la celebrazione religiosa presieduta dal vescovo. Tantissimi pellegrini che di notte a piedi hanno raggiunto Paola per essere qui alle prime ore del mattino e salutare appunto San Francesco. E con noi padre Domenico Crupi dell'Ordine dei Minimi, fondato da San Francesco di Paola. Questa mattina Papa Bergoglio ha voluto ricordare questo evento eccezionale. Oggi ricorre il 5° centenario della canonizzazione di San Francesco di Paola, fondatore dell'Ordine dei Minimi, patrono della Calabria e della gente di mare italiana. Vorrei esortare i suoi figli spirituali e quanti lo hanno come celeste patrono a mettere in pratica il suo messaggio di continua conversione, il quale ci parla ancora oggi di amore incondizionato verso Dio, i fratelli e il creato. Sì, il Papa ci ha colto di sorpresa questa mattina, infatti si sono susseguite un po' le telefonate per avvertirci di questa sua comunicazione. Subito siamo andati a vedere il filmato che era già sul sito Vaticano e questo passaggio in piazza San Pietro dicendo appunto della ricorrenza dei 500 anni e ci ha esortato come figli di San Francesco, devoti, come calabresi, a non far cadere in vano il suo messaggio. Abbiamo potuto osservare la chiesa piccola aperta, la chiesa grande aperta, tra l'altro proprio nella cappella dedicata a San Francesco. Oggi è stato necessario istituire un po' dei percorsi obbligati, no? Tanta è l'affluenza. Quest'anno veramente c'è stata questa coincidenza anche di questa vicinanza con la Pasqua, per cui ha creato questo lungo ponte che ha permesso un afflusso tutto particolare con il richiamo dei 500 anni. Sì, ormai sono da giorni che lavoriamo ininterrottamente grazie all'aiuto dei nostri volontari, dell'amministrazione comunale, di tutte le forze anche dell'ordine per accogliere al meglio i pellegrini che sin da questa mattina hanno affollato la Chiesa Nuova. Tutte le messe, sono una ogni ora, erano totalmente piene, ecco, per cui la Chiesa Nuova è molto capiente. Questo ci fa capire veramente la grande affluenza che c'è stata in questa giornata e che c'è. Padre Domenico, ma perché San Francesco è considerato ancora un santo contemporaneo, visto che tanta gente arriva?
Questa mattina l'Arcivescovo appunto ha presieduto la celebrazione solenne alle 11:30 e penso ci abbia dato proprio nell'omelia questo messaggio. È attuale anzitutto perché la gente lo sente uno di famiglia e questo è già importante, non un santo lontano, distante, ma una persona di casa che conosce i bisogni di ciascuno, che è accanto a ciascuno, che è accanto alle persone in necessità. E poi anche perché, diceva anche l'Arcivescovo, e poi anche il messaggio dell'Ordine dei Minimi, in effetti il suo messaggio, che è quello della conversione, cioè una vita completamente sempre rinnovata, non passa mai di moda, perché sappiamo che sempre l'uomo ha bisogno di cambiare, lo vediamo da quello che accade accanto a noi. Gli appuntamenti di questi giorni, perché lo ricordiamo, le celebrazioni si chiuderanno il 4 di maggio. Sì, il centenario durerà fino al 4 maggio 2020. Noi abbiamo iniziato come Ordine dei Minimi le celebrazioni il 27 marzo, nella data della nascita del Santo. In questi giorni sono un po' il culmine e domani avremo l'accensione della lampada votiva da parte appunto del Presidente della Regione, poi il 3 ricorderemo il patronato sulla gente di mare con la processione a mare. È anche molto bella la visita del simulacro del Santo sia al carcere e all'ospedale di Paola, luoghi appunto di sofferenza, alle periferie, così come ci dice Papa Francesco. E giorno 4 la presenza del cardinale Beniamino Stella, prefetto della Congregazione del Clero, che presiederà la messa, e la lunga processione per le vie della città, che è veramente in fermento e in festa. Avete fatto una stima di pellegrini in questi giorni? Ma in questi giorni sicuramente sì, in pochi giorni già calcolando, penso che già più di 20.000 persone sono venute, ma anche di più. E torniamo proprio all'apertura, alla festa del lavoro, un 1° maggio quest'anno però sottotono in Calabria, perché è una terra dove mancano sia lavoro che investimenti. Suona un po' così la festa per il lavoro in Calabria. Eurostat ci inchioda in coda alla graduatoria europea per disoccupazione giovanile, che è oltre il 52%. Una mazzata per i nostri figli, molti dei quali hanno scelto la via dell'emigrazione, proprio come accadeva negli anni 50 e 60. Quindi c'è poco da festeggiare e c'è poco da stare allegri. Vanno bene le bandiere in piazza, i discorsi che fanno presa, ma è liturgia, ritualità, che forse è un retaggio della società di ieri, o forse no. Certo, è difficilissimo raccontare ai nostri figli un futuro possibile in cui magari a trionfare sarà la meritocrazia. Già, molto complicato immaginarlo, così il domani. Intanto il presente è un insieme di incertezze, dubbi, perplessità e attese che si consumano nei call center, con pochi spiccioli al mese. La situazione è triste e non c'è più neanche la voglia di urlare il disagio. Ci verrebbe da dire: che cosa è stato fatto in questi anni per evitare questo stato di cose? Risposta inevitabile: nulla. Sono ormai anni che la casella riservata alla voce disoccupazione incamera numeri da capogiro. La politica ha scelto sempre e solo soluzioni tampone, ha gestito la disperazione e fatto leva sui bisogni. È andata così e purtroppo continua ad andare così. Dunque, di che festa parliamo? Alcuni si ostinano a ragionare con la testa rivolta al passato, ma quel mondo a cui fanno riferimento e dal quale attingono tensioni ideali è solo un pallido ricordo. Buon 1° maggio a tutti. E dopo questa triste riflessione ci spostiamo a Vibo Valentia adesso per parlare invece di cyberbullismo. Usano sempre più i social network e le app di messaggistica istantanea, sono sempre più vittime o responsabili di atti di cyberbullismo, e quando gli si chiede cosa ne pensano di chi insulta, ridicolizza o ferisce gli altri via web, la stragrande maggioranza minimizza. I giovani oggi sono sempre più protagonisti e vittime di questo fenomeno di devianza social, ma non ne sono sufficientemente consapevoli. Per questo è sempre utile ed opportuno parlarne con loro, spiegando, analizzando ma anche ascoltando, per formare ed informare all'uso buono dei social. A Pizzolo si è fatto la scuola medianile, dove i ragazzi si sono confrontati con esperti, sociologi e rappresentanti delle forze dell'ordine, un incontro utile per spiegare cosa comporta questo sintomo di malessere che non può più essere minimizzato. La nostra è un'attività di prevenzione, quindi incontrare i ragazzi in questa giovane età è fondamentale, soprattutto per spiegare quello che è la difficoltà per l'uso dei social. Noi i social non li demonizziamo, anzi
ogni volta affermiamo che l'utilizzo consapevole dei social è una grande opportunità che loro hanno. A volte però con superficialità si possono commettere degli errori e quindi a volte si incorre anche a fare delle cose un po' negative nei confronti degli altri ragazzi. Quindi per questo siamo contenti, per questo sono contenta di aver partecipato oggi e di aver incontrato un sacco di belle persone, di tanti ragazzi che hanno partecipato non solo con delle domande intelligenti ma anche rappresentando quali sono le loro difficoltà. Lei ha spiegato anche l'esistenza ora di un'app che può aiutare alla denuncia. Sì, la Polizia di Stato ha pensato già anche l'anno scorso di avvicinarsi al linguaggio e al modo di comunicare dei giovani, quindi con l'app YouPol che si può scaricare gratuitamente sia da Play Store che da Apple Store, diamo una possibilità, uno strumento in più ai ragazzi per poter comunicare e quindi segnalare degli episodi di bullismo e di cyberbullismo. Perché il problema fondamentale a volte è la difficoltà nel parlare con qualcuno, quindi a volte non si vuole parlare con i genitori, con gli insegnanti e quindi questo è uno strumento diverso che è valido come gli altri e con questo strumento si può essere protagonisti della sicurezza e quindi comunicare se ci sono episodi di bullismo, di droga o di altro e anche è uno strumento che dà ai ragazzi la possibilità di sentirsi comunque tutelati. Parliamo adesso di cronaca con un singolare intervento questa mattina dei Vigili del Fuoco del Comando Provinciale di Catanzaro per il recupero di un drone rimasto impigliato nei cavi dell'alta tensione, accaduto in prossimità dell'autostrada A2 del Mediterraneo nel comune di Gizzeria. Vediamo. Ecco il drone rimasto impigliato tra i cavi dell'alta tensione. È accaduto questa mattina nei pressi dell'autostrada del Mediterraneo nel comune di Gizzeria. Un intervento particolare per i vigili del fuoco del comando di Catanzaro, distaccamento di Lamezia, che hanno dovuto recuperare il velivolo radiocomandato di proprietà di un privato cittadino che ne avrebbe perso il controllo. Ed ecco i vigili mentre con un'autoscala raggiungono il drone. È stato necessario anche l'intervento dei tecnici dell'Enel per disattivare la linea. Nella zona si sono registrati inoltre disagi alla viabilità, visto che per consentire le operazioni di recupero e permettere il posizionamento dei mezzi di soccorso si è reso necessario deviare il transito dei mezzi su un'unica corsia. Alla fine il drone è stato recuperato e consegnato alla polizia stradale che ha proceduto al sequestro in quanto il proprietario era sprovvisto di regolare brevetto di abilitazione all'utilizzo così come stabilito dalle normative vigenti. Adesso altre storie, altre notizie nei nostri 100 secondi di cronaca. Infiltrazioni della criminalità organizzata, sciolto il comune di Palizzi nel Reggino, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri affidando la gestione a una commissione straordinaria per 18 mesi. Il prefetto di Catanzaro, Francesca Ferrandino, svolgerà le funzioni di prefetto anche a Vibo Valentia. Deliberato dal CDM anche lo spostamento del prefetto di Reggio, Michele Di Bari, che assumerà l'incarico di capo del Dipartimento per le Libertà Civili e l'Immigrazione. In riva allo Stretto arriverà Massimo Mariani da Foggia, già in servizio nel Palazzo di Governo di Cosenza. Un 28enne di Castrovillari è stato arrestato dai carabinieri con l'accusa di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. I militari nel corso di un controllo domiciliare hanno rinvenuto 57 grammi di cocaina. Il giovane, già noto alle forze dell'ordine, era agli arresti domiciliari ed è stato trasferito nella casa circondariale della città del Pollino. Un cane è stato salvato dai vigili del fuoco a Lamezia Terme. A dare l'allarme alcuni telecontrollori del nucleo provinciale di Catanzaro che effettuavano servizi nella zona. Il cane era finito in una trappola a cappio da bracconaggio per la cattura di cinghiali. I soccorritori hanno constatato che era stremato ma non in cattive condizioni. Sul posto anche i carabinieri forestali che dopo un sopralluogo hanno rinvenuto altre 7 trappole che sono state smantellate. Adesso ci spostiamo a Tropea perché c'è stato un successo per la prima edizione del Cipolla Party, evento dedicato ad un prodotto conosciuto in tutto il mondo per le sue proprietà organolettiche.
A Tropea un omaggio al prodotto enogastronomico d'eccellenza del territorio, la cipolla rossa, conosciuta ormai in tutto il mondo per le sue proprietà organolettiche. Una celebrazione ufficiale della rossa, regina delle tavole italiane internazionali, e la prima edizione del Cipolla Party ha ottenuto un grande successo di pubblico e di critica, con una formula che ha coniugato glamour e alta cucina, spettacoli, tradizioni, cucina con chef internazionali in diretta sul palco, con show cooking, esibizioni dimostrative e masterclass interattivi. Piazza Cannone è l'attigua scalinata che porta al mare. Per 3 giorni bellissima location di un villaggio enogastronomico con superstar della cucina internazionale come Francesco Mazzei, anche patron della manifestazione, chef calabrese che si è saputo imporre nella City di Londra come ambasciatore di tutte le eccellenze enogastronomiche del Sud Italia. Tropea attraverso la cipolla ha promosso il territorio, queste meravigliose bellezze, questa terra baciata da Dio che oggi si propone nuovamente si ripropone dopo il successo di questa manifestazione ai viaggiatori di tutto il mondo. Ecco, siamo molto orgogliosi di come è andata questa manifestazione e sicuramente possiamo dire che il successo è andato al di là di ogni più rosea aspettativa. Abbiamo, credo, dimostrato agli imprenditori del food di essere in grado di essere un veicolo per i loro prodotti e per l'intero territorio. E parliamo adesso di botaniche, segreti e alchimie. Questo è il tema dell'incontro dedicato alle eccellenze calabresi che si è tenuto a Spadola, nel Vibonese, al centro dell'attenzione le pipe e i liquori. La Calabria positiva che parte dalle sue tradizioni per raggiungere le alte vette dell'eccellenza. A Spadola l'hotel-ristorante La Fontanella ha ospitato botaniche, segreti e alchimie, un originale incontro coordinato da Antonio Zaffino che ha visto protagonisti l'artigiano delle pipe Vincenzo Grenci e il produttore del premiato Amaro Jefferson Ivano Trombino. La musica dei Parafonè ha fatto da cornice ai racconti dei 2 ospiti. Il primo ha parlato della passione ereditata dal padre Domenico, insignito Cavaliere della Repubblica dal presidente Sandro Pertini, e di come dall'erica arborea calabrese si creino le pipe apprezzate in tutto il mondo. Il secondo, giovane imprenditore di Montalto Fugo, ha valorizzato il patrimonio di famiglia realizzando quello che il World Drink Awards ha premiato come il miglior liquore alle erbe del mondo, il Jefferson. Ma la più bella notizia è arrivata al momento delle degustazioni. Tra i 2 adesso nascerà una sinergia. Per me è stato proficuo aver incontrato Ivano e spero ci sia domani un connubio tra la mia eccellenza e l'eccellenza dei suoi liquori. La unione porta ad arrivare al di fuori di quello che la nostra regione e far valorizzare la regione stessa. Noi replichiamo come azienda la lentezza, quindi il tempo. In realtà non sappiamo mai quando finiamo la giornata, non abbiamo orari. Questa sinergia con il maestro Grenci per quanto riguarda l'aspetto delle pipe lega tantissimo, quindi è stata fortemente voluta proprio come incontro e sarà sicuramente una sinergia futura, perché per noi il tempo è alla base di ogni cosa. Io ho un cartello da me nella mia sala botaniche: qui no stress, no tilt, che vuol dire tutto. In questo momento noi ci prendiamo il tempo che occorre per fare i nostri prodotti. Chiudiamo con un appuntamento prima di parlare di sport, con la 9ª edizione dell'iniziativa Se il libro fosse un caleidoscopio, manifestazione letteraria e artistica promossa dall'Istituto Comprensivo di Mendicino, guidato da Assunta Morrone. L'inaugurazione è in programma alle 10:30 presso il Teatro Comunale. Tanti gli appuntamenti in calendario fino all'8 giugno. Saranno presenti scrittori per l'infanzia e l'adolescenza, illustratori di libri e formatori. A completare poi la manifestazione anche una mostra preparata dai ragazzi. Ora parliamo di calcio, di Serie B. Nella giornata di oggi la penultima per il Cosenza, che ha ospitato proprio nell'ultima sfida di campionato al Marulla il Venezia, un pareggio che consacra la matematica salvezza per i Lupi di Braglia.
Grazie è lo striscione che i tifosi del Cosenza hanno dedicato alla squadra e al tecnico nel finale di gara con il Venezia. I lupi salutano con un pari l'ultima gara stagionale al Marulla, un punto prezioso che equivale anche alla matematica salvezza in serie cadetta. Una stagione da incorniciare per la squadra del presidente Guarascio, che a 2 giornate dalla fine del campionato può guardare con fiducia al proprio futuro e, perché no, magari pensare già al prossimo torneo. Ma tornando alla sfida di oggi pomeriggio, davanti a una bella cornice di pubblico, i rossoblù non brillano come al solito, ma impensieriscono i lagunari presentandosi a più riprese in area veneta. Poi è il gol in rovesciata del bomber Gennaro Tutino a far esplodere la gioia fino a quel momento sopita del Marulla, quasi allo scadere della prima frazione di gioco. Cosmi urla, sbraita e gesticola, ma il Venezia nel primo tempo è davvero poca cosa. Nella ripresa invece sono i padroni di casa, forse troppo appagati a soffrire le folate degli ospiti, che al pronti via trovano il pari con Bocalon. Da qui in poi davvero pochi spunti, gara soporifera o quasi. L'unico brivido lo regala al 36esimo la punizione calciata da Bruccini, che dall'illusione del gol alla palla termina sull'esterno della rete. Poi più nulla fino al triplice fischio che fa esplodere la festa per la salvezza conquistata dai rossoblù. Sono io che devo ringraziare le persone che sono venute anche oggi e che ci hanno sempre seguito tutto l'anno e anche negli anni passati. Non c'è altro da dire, sono stati un supporto notevole per questa squadra, perché giocare in un campo così pieno di gente dà stimoli e dà spettacolo. Perciò bisogna ringraziare tutti, tifosi, giocatori, presidente, direttore. Questa è un'altra vittoria di tutti, non è di uno perché dicano il nome e di un altro no, questa è la vittoria di tutti. Compreso voi che ci avete sempre aiutato anche nei momenti difficili. Perciò un grazie a tutti e andiamo avanti. Ancora in B vince il Crotone, che non può ancora però festeggiare la salvezza, ma condanna però il Benevento alla post-season promozione. Secondo successo di fila invece per i pitagorici, che in 10 superano le Streghe. Si spengono allo Scida i sogni di promozione diretta del Benevento, che con il Crotone incassa una sconfitta di misura che fa male e complica il cammino verso il salto di categoria. I pitagorici invece guadagnano altri 3 punti preziosi che aggiungono un nuovo tassello alla salvezza quasi raggiunta dalla formazione calabrese, che guarda senza troppi patemi alle prossime sfide con Spezia e Ascoli. Lo Scida è un fortino inespugnabile, soprattutto contro le formazioni d'alta classifica, eppure dopo aver dominato nel primo tempo le Streghe cadono nella ripresa nonostante l'inferiorità numerica della squadra di Stroppa a causa dell'espulsione rimediata da Benali alla mezz'ora di gioco. I giallorossi dopo il riposo hanno continuato a macinare gioco mostrando superiorità tecnico-tattica, ma alla prima disattenzione sugli sviluppi di un calcio d'angolo il Crotone trova il gol del vantaggio con una bella girata di Simi che spiazza la difesa campana. A nulla è servito il forcing forsennato dei Sanniti, che incappano nella 10ª sconfitta in campionato, che consolida il Benevento al 4° posto in classifica, 13° posto invece per il Crotone, che rifiata e festeggia il bis di vittorie consecutive. Per noi era una finale, così è stata interpretata anche dai ragazzi, pertanto siamo riusciti a portare a casa un risultato pieno. Speravamo, come dicevi tu prima, di poter festeggiare, ma manca molto poco. Ecco. E vince invece nel recupero di calcio di Serie C il Catanzaro, che al Ceravolo batte una Viterbese imbottita di under. Vince facile il Catanzaro il recupero della 16ª giornata con la Viterbese versione baby. I giallorossi, grazie alle reti di Bianchimano al 31esimo e Signorini al 49esimo, consolidano il 3° posto in graduatoria in attesa della sfida con il Trapani, che darà il verdetto definitivo.
Ottima gara giocata dalla compagine allenata da mister Auteri, anche se lo spessore degli avversari era decisamente inferiore a quello della squadra affrontata poche settimane fa a Viterbo, a causa del cambio tecnico e di una formazione imbottita di giovanissimi, che ha reso semplice il raggiungimento del successo dopo il KO di Siracusa. Ma è stata una vigilia un po' particolare, perché poi insomma loro sono venuti come avete visto e allora non è neanche facile tenere la tensione alta fa parte delle anomalie di questo campionato. Infatti l'abbiamo fatta, abbiamo vinto, era importante chiaramente vincere, e poi anche nell'ottica delle 3 partite in una settimana, piuttosto ci capitano sempre intoppi, perché rientra uno, Giannone, oggi si è fermato Casoli in un movimento da solo. E quindi, siccome andiamo in un'ottica playoff dove ci sarà bisogno di tutti, mi auguro veramente di poter recuperare tutti. Adesso vediamo le previsioni del tempo. Si attenua la parentesi fresca di maestrale che ha caratterizzato le condizioni meteo negli ultimi giorni, con variabilità diffusa, specie sui versanti tirrenici. Le temperature torneranno a rialzarsi su valori abbastanza miti a partire dalla giornata di giovedì. Domani sereno al mattino su tutta la regione. Da metà giornata parziali annuvolamenti li ritroveremo sui principali rilievi senza fenomeni associati. Temperatura in graduale aumento. Passiamo al comportamento di mari e venti. Domani venti deboli da maestrale sul Tirreno con mare poco mosso, deboli da ribeccio sullo Ionio, Reggino e Catanzarese con mare poco mosso. Deboli di direzione variabile sui settori ionici del Crotonese e del Cosentino con mare tra quasi calmo e poco mosso. Per ulteriori approfondimenti vi rimando al nostro sito www.meteoincalabria.it e la nostra pagina Facebook Meteo in Calabria. Anche per noi è tutto, io mi fermo qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento con i nostri programmi, arrivederci.